Gabriel Pacheco, illustratore, in questo caso soprattutto direttore artistico della Mostra Internazionale di Illustrazione per l'Infanzia qui a Sarmede. Partiamo dalla ospite d'onore di questa 40ª edizione che è Joana Consejo. Come si inserisce nelle tematiche che volete affrontare in questa edizione? Giusto, propriamente la scelta di Joana Consejo come artista ospite per il suo valore della immagine, la sua estetica riporta una presenza diciamo pittorica, nonostante la sua tecnica. Voglio dire che la sua natura, la sua atmosfera, i suoi elementi apportano quella lettura dell'immagine contemporanea. Quindi oltre a vedere una estetica bella, vediamo un discorso contemporaneo sull'uso, il discorso dell'illustrazione come un elemento artistico importante nella lettura di immagine, sia accompagnando un libro con la letteratura, sia come opera singola, il suo valore rimane con questa importanza e credo che questo è importante. Quindi con la sua presenza valorizziamo e facciamo un ricordatorio a questa natura dell'immagine che è potente, che è forte e che tocca sempre elementi importanti nel processo di nuove letture, di nuovi approcci o riportando approcci con l'immagine, che è importantissimo. Oltre ad avere una quantità di libri importanti di diverse nature, facciamo un percorso del suo discorso e anche il suo pensiero di cos'è un'illustrazione, come funziona un'illustrazione in questo mondo contemporaneo dei libri illustrati. Direttore, ci vuole spiegare un pochino come avete suddiviso in varie sezioni questa mostra e qual è, diciamo, il fil rouge, il filo rosso che unisce le varie opere che sono qui esposte? Come sempre abbiamo l'ospite d'onore che tocca lo stesso filo tematico attraverso le altre stanze, che è il panorama e il tema che sviluppa propriamente il concetto, in un'altra stanza che ha uno scopo più pedagogico. Quindi con queste tre sezioni che accompagnano l'ospite si sviluppa o si fa una indagine attraverso diverse proposte di tanti paesi con diverse tecniche, diverse idee. E nel panorama vediamo come si sta lavorando, quali sono le proposte che si fanno in altri paesi. Intanto nel tema ci concentriamo a provare in due aspetti importanti, che è il più ampio e il più profondo, il tema che è la poesia, altri due momenti come il sogno e il ricordo che ci entrano tanto con il processo creativo e una natura dell'essere umano. E per ultimo, ma non meno importante, la parte pedagogica, dove propriamente questi aspetti provano a essere leggibili, avvicinarsi a una lettura con i primi lettori senza ridurre il tema. Infatti si approfondisce e ha una didattica, una proposta importante con nuovi approcci di come la presenza del libro può portare ai primi lettori qualsiasi tema. Questa è la 40ª edizione della mostra, un anno importante, numero tondo, 4 decenni, e per l'occasione avete anche creato una sezione storica appunto della mostra. Vuole essere in qualche modo una sintesi dei tanti artisti da tutto il mondo che sono passati negli anni per Sarmede? È soltanto un saluto, perché la sintesi sarebbe grandissima. Sono 40 anni che la Fondazione Stefan Sabrel ha fatto una mostra di illustrazione ogni anno. Però proviamo a avvicinare una presenza importante di quegli artisti che al giorno sono riferimenti storici, che
hanno contribuito e hanno una presenza in altre mostre che ha organizzato la Fondazione. Significa che il percorso dei 40 anni significa un inizio, ricordando sempre questo aspetto, però che anche mai finisce di vedere verso il futuro. Artisti come Keta Pakowska, come Maki, lo stesso Stepan Zabrel, che hanno iniziato un spazio dove adesso ne parliamo di illustrazione, che vuole festeggiare questa manifestazione culturale.